Io le chiedo un po' l'importanza di questo workshop internazionale al centro del confronto, cioè Agrigento 2025. Assolutamente sì, verranno trattati temi molto importanti, soprattutto di networking, cioè in realtà stiamo cercando attraverso la considerazione di Agrigento non polo decentrato ma polo costitutivo della Sicilia, dell'Università della Sicilia occidentale, così come amo definirla, e tenta di porre ad Agrigento la focalizzazione nei rapporti soprattutto con i paesi del Nord Africa attraverso anche manifestazioni culturali che riguardano i dottorati di ricerca. Il dottorato che è considerata una forma, che deve essere considerata la più importante forma di tipo accademico, è il titolo di studio più importante dopo la laurea, in un'ottica internazionale fa sì che Agrigento possa godere di questo particolare processo nell'imminenza del 2025, che rappresenta per Agrigento ma per tutta la Sicilia un momento veramente storico, un momento fondamentale. Quale sarà il vostro contributo per Agrigento 2025? Il nostro contributo è quello di potenziare l'offerta culturale. Ci stiamo lavorando già da 2 anni, ci sono già dei segnali di ripresa e speriamo che con la collaborazione del Consorzio, e come sapete col Polo Universitario collabora, speriamo di poter portare un'offerta formativa valida. Cioè, questo ha un significato importante perché i ragazzi dell'Agrigentino non devono scappare da Agrigento, ma devono immaginare di poter fare un percorso universitario di eccellenza, perché Agrigento in realtà permette di fare dei corsi assolutamente unici che possono dare loro soddisfazione non soltanto per poter raggiungere un buon titolo di studio, ma per trovare poi una forma di lavoro assolutamente soddisfacente. Come nasce questo workshop ad Agrigento? Questo workshop è frutto di un grande lavoro che parte dalla istituzione del dottorato nazionale in patrimoni archeologici, artistici, architettonici e paesaggistici, di cui la nostra università fa parte. Quindi per la prima volta Agrigento ha un dottorato di ricerca e questo dottorato di ricerca nazionale, a cui afferiscono anche altre 14 università italiane, compreso anche il CNR, sono tutte qua ad Agrigento per lavorare su temi che riguardano la città, la nostra archeologia e soprattutto per restituire valore, bellezza e qualità al nostro territorio. È un dottorato che nasce proprio per valorizzare i siti archeologici, paesaggistici, e l'Università di Agrigento oggi è protagonista perché le università italiane sono tutte qui a lavorare su progetti che riguardano Agrigento capitale della cultura. Già ieri abbiamo visto come tutti sono molto interessati alle straordinarie ricchezze di questa nostra terra e devo dire che è un passo avanti che l'Università sta compiendo grazie anche alla grande attenzione che ha l'Università di Palermo rispetto al polo di Agrigento, e noi stiamo lavorando tantissimo per la città. Mi piacerebbe che questo fosse anche sottolineato, e tanto anche per fare dei progetti innovativi per questa città che sono sotto l'evidenza italiana, nazionale, concorrendo anche con il nostro contributo a sviluppare dei progetti per Agrigento capitale della cultura che vedranno la luce l'anno prossimo. Sindaco, al centro di questo confronto, questo workshop, c'è Agrigento 2025. Sì, oggi è una giornata fondamentale anche per la nostra Agrigento. Questo dottorato di ricerca, questi professori, questi docenti universitari di architettura sono qui oggi proprio per un comune denominatore, quello proprio di contribuire per la crescita architettonica e non della nostra città. Agrigento Capitale 2025 è una meta appetibile, siamo al centro proprio dell'attenzione di tutta Italia e anche oltre confine. Penso che questo sia uno degli eventi fondamentali affinché quella crescita che noi speriamo per la nostra città si possa avverare. Le ultime novità su Agrigento Capitale della Cultura e la Fondazione. Sì, la Fondazione finalmente ha la sua personalità giuridica, però nonostante ciò noi abbiamo sempre lavorato, come ho sempre detto, in silenzio, già siamo pronti principalmente per coinvolgere l'intera città. Questo è il mio pallino. Io mi sto occupando naturalmente in regione e anche nei ministeri per quanto riguarda l'accoglienza della città, parlo di servizi, parlo di decoro, parlo di pulizia, di verde pubblico.
Per il resto, naturalmente, per quanto riguarda la cultura, la Fondazione già è ben dentro l'argomento, si sta muovendo bene, ci sarà un ottimo e di alto spessore comitato scientifico, quindi poi verranno presentati alla città, quindi penso che le condizioni sono buone per proseguire.